Avevo detto ai ragazzi che la nostra salvezza passava pure da questa partita, perché comunque ormai tra Folgore, questa e le altre tre trovano tre finali di Champions League. Se ci vogliamo salvare dobbiamo vincere tutte. Oggi l'abbiamo fatto veramente bene, dispiace solo per qualche episodio, però è normale, non possiamo essere perfetti, abbiamo vinto e siamo contenti. La paura no, però c'è stato un arbitraggio che il secondo tempo non ci ha fischiato nemmeno più una punizione, a detta pure da loro, comunque c'erano 6-7 punizioni che non ci ha fischiato e ci ha fatto schiacciare, però la squadra ha reagito veramente bene, bene, bene e ha portato in porto questa vittoria che è troppo importante e salutare per noi. Peppe non è un panchinaro, Peppe è un giocatore che comunque in questa categoria può giocare tranquillamente. L'ho fatto rifiatare un po' perché l'ho visto un po' stanco, ho visto Sheriff che stava bene in settimana pure con la Foglia, infatti oggi ha fatto nuovamente gol, ha fatto 2 gol in 2 partite, possono giocare tutti in questa squadra, credimi, anche i juniores, i juniores ottimi, sono contento che c'è questo gruppo, però dobbiamo continuare così perché la salvezza passa da domenica contro il San Vito. Se ci vogliamo salvare dobbiamo passare sopra il cadavere del San Vito, è normale perché se vinci lo scavalchi e ti metti 2 punti sopra e sei matematicamente salvo, però aspettiamo ancora perché il San Vito è un'ottima squadra, a dicembre ha fatto degli ottimi acquisti, oggi ha perso con una grandissima squadra che è Gela. Vediamo domenica quello che succede. Si è sentito tirare alla dottore, vediamo in settimana cosa Mirko, speriamo di nulla di grave per averlo in queste partite. Finalmente torno in panchina perché gli arbitri appena mi vedono non lo so che gli succede, mi hanno visto dentro lo spogliatoio e mi hanno dato 3 settimane di squalifica, non lo so comunque. Ritorno in panchina, sono contento e facciamo questo rush finale perché è importantissimo per tutti.